Eder. Mech. Pallister. La presente analisi ha per oggetto la tenuta tecnico-informatica dei filmati GoPro riferiti al percorso effettuato da Sebastiano Visintin nella giornata del 14 dicembre 2021. L'esame riguarda una sequenza di 12 filmati, individuati progressivamente dal file 449 al file 462, riferiti all'arco temporale compreso tra le ore 12:16 e le ore 13:33. Il materiale disponibile presenta alcuni dati tecnici noti. I filmati sono stati acquisiti da uno smartphone Samsung Galaxy S21, dopo trasferimento mediante applicazione GoPro Quick. La videocamera indicata è una GoPro Hero 9 Black. Nella sequenza risultano mancanti i file 454 e 457. Le coordinate GPS sono presenti in 9 filmati su 12. Il percorso documentato risulta articolato tra l'area urbana di Trieste, via Bonomea, l'area campeggi, i tratti carsici e la zona verso Conconello e Ferlugi. La durata complessiva effettivamente disponibile dei file analizzati è indicata in 36 minuti e 37 secondi, a fronte di una durata teorica o ricostruita di 46 minuti e 6 secondi. La differenza complessiva è pari a 9 minuti e 29 secondi. Il peso complessivo dei file disponibili è indicato in 16,686 GB, a fronte di un peso teorico ricostruito di 21,007 GB. Questi dati non devono essere ignorati. Al contrario, devono essere messi al centro dell'analisi. Tuttavia, il loro significato tecnico non può essere stabilito attraverso formule automatiche. Il fatto che un file presenti un timestamp diverso da 0, che una coordinata GPS del primo frame non coincida con la coordinata di inizio della registrazione, che vi sia una differenza tra durata teorica e durata disponibile, che una temperatura iniziale non sia quella attesa da una lettura intuitiva o che 2 progressivi numerici risultino assenti non dimostra di per sé una manipolazione fraudolenta del contenuto audiovisivo. La domanda tecnica corretta non è: esiste una differenza? La domanda corretta è: quella differenza dimostra in modo oggettivo e ripetibile che il contenuto audiovisivo sia stato alterato per falsificare la rappresentazione dei fatti. È su questa seconda domanda che deve essere costruita l'analisi. Nel caso in esame i dati grezzi consentono una lettura molto più prudente rispetto alla tesi della manipolazione. La sequenza non appare come una costruzione artificiale priva di coerenza, ma come un insieme di file che documentano porzioni successive di un percorso reale, con coordinate GPS, luoghi e orari che nei punti disponibili seguono una progressione topografica compatibile. Il primo dato forte è proprio la sequenza territoriale. Il file 449 presenta coordinate riconducibili prima a un punto non disponibile o non determinato, poi a Grado, all'incrocio tra via Grado e via Valle, e infine a Trieste, in via Commerciale, Civico 23. Il file 450 presenta un primo punto non disponibile, un secondo punto indicato come fuori luogo in via Giosuè Carducci e un punto finale in piazza Carlo Goldoni. Il file 451 parte da piazza Carlo Goldoni, passa per via Mazzini, all'altezza della fermata del bus numero 9 e termina presso il semaforo di piazza della Borsa. Il file 452 si colloca tra via della Cassa di Risparmio e piazza della Borsa. Il file 453, dopo un fix GPS successivo all'avvio, si sviluppa da Campo Belvedere verso via Lionello Stock. Il file 455 si colloca in via Bonomea, Civico 184, e prosegue verso l'area di Villa Bonomo. Il file 456 parte da via Bonomea, Civico 188, arriva verso Strada Nuova per Opicina e via dei Campeggi e termina nell'area Campeggi. Il file 458 riparte dall'area Campeggi in prossimità dell'imbocco del sentiero Carsico, passa dal parcheggio e termina verso via della Bella Vista, uscita del sentiero Carsico e inizio dell'asfalto verso Conconello e Ferlugi. Questa successione non è un dettaglio secondario. Una manipolazione fraudolenta costruita per simulare un percorso dovrebbe rendere coerenti non solo le immagini, ma anche coordinate GPS, progressione dei luoghi, tempi intermedi, durata delle singole porzioni, punti di inizio e fine, telemetria e contenuto visivo. La presenza di una progressione territoriale leggibile, pur con lacune e segmenti non documentati, indebolisce l'ipotesi di un falso audiovisivo costruito artificialmente. Il secondo dato
riguarda i file mancanti 454 e 457. La loro assenza è certamente un dato da valutare, ma non è automaticamente una prova di soppressione dolosa di contenuti rilevanti. Il file 454 si collocherebbe tra il file 453 e il file 455, cioè tra la zona di via Lionello Stock e via Bonomea. In quel tratto risulta indicato un intervallo di 23 minuti e 32 secondi, compatibile con un trasferimento non necessariamente filmato. Il file 457 si collocherebbe invece tra la fine del file 456 e l'inizio del file 458. In quel punto viene indicato un intervallo molto breve, pari a 35 secondi, nell'area campeggi, prima dell'imbocco del sentiero carsico. Questi due dati hanno peso diverso. L'assenza del file 454 si inserisce in un tratto di trasferimento più lungo. L'assenza del file 457 si inserisce in una microlacuna di pochi secondi. Ma in nessuno dei due casi l'assenza del progressivo consente di stabilire, senza recupero forense del supporto originario, che quei file contenessero immagini decisive, che siano stati eliminati con dolo, che il loro contenuto fosse incompatibile con il percorso dichiarato o che la loro mancanza alteri il significato probatorio dell'intera sequenza. Una numerazione mancante è un dato tecnico aperto, non è da sola una prova di falsificazione. Il terzo dato riguarda la differenza tra 46 minuti e 6 secondi e 36 minuti e 37 secondi. La differenza complessiva di 9 minuti e 29 secondi viene costruita sommando porzioni non presenti o non disponibili. In particolare vengono indicati 56 secondi per il file 449, 7 secondi per il file 450, 2 minuti e 30 secondi per il file 451. 23 secondi per il file 452, 0 secondi per il file 453, 0 secondi per il file 455, 3 minuti e 59 secondi per il file 456, 18 secondi per il file 458, 1 secondo per il file 459, 11 secondi per il file 460, 28 secondi per il file 461 e 21 secondi per il file 462, con i file 454 e 457 non disponibili. Questi valori indicano una differenza tra una durata teorica o ricostruita e la durata disponibile dei file consegnati. Ma una differenza di durata non equivale automaticamente a manipolazione fraudolenta. Perché diventi prova di alterazione, occorre dimostrare almeno 4 cose. Che quei segmenti siano effettivamente esistiti come parte di file audiovisivi originari, che contenessero immagini e audio rilevanti, che siano stati rimossi intenzionalmente, che la rimozione abbia modificato in modo sostanziale la rappresentazione dei fatti. Senza questi passaggi il dato cronometrico rimane una differenza tecnica, non una prova di falso. Il quarto dato riguarda il timestamp. In alcuni file il timestamp iniziale non parte da zero. Il dato più evidente è il file 456, nel quale il primo timestamp disponibile è indicato a 3 minuti e 59 secondi circa, mentre l'ultimo timestamp arriva a 5 minuti e 30 secondi circa. Il ragionamento accusatorio sarebbe questo: se il cronometro interno non parte da zero, allora il file non sarebbe nativo, ma una clip derivata. Questa deduzione però, anche se tecnicamente suggestiva, non basta a provare una manipolazione fraudolenta del contenuto. Il timestamp diverso da zero può indicare che il file disponibile rappresenti una porzione di una registrazione più ampia, oppure che il dato estratto si riferisca a una traccia temporizzata, a un segmento, a una esportazione, a una porzione salvata, a una modalità di trasferimento o a una struttura interna del contenitore MP4. Nei file GoPro, il GPMF non è un semplice dato statico allegato al video, è una traccia di metadati temporizzati dentro il contenitore multimediale con relazione temporale rispetto ad audio e video. Per questo motivo, il timestamp deve essere letto insieme a container, stream, traccia dati, GPS, durata dello stream video, durata dello stream audio e modalità di esportazione. Letto da solo, non basta. La conseguenza tecnica è chiara. Un timestamp non iniziale può giustificare la qualificazione del file come porzione, copia o derivazione. Non dimostra automaticamente che il contenuto rappresentato sia falso.
Il salto logico da non parte da zero a è stato manipolato per costruire un alibi non è sostenibile senza ulteriori indici strutturali. Salti di frame, rotture audio, ricodifica incompatibile, encoder estraneo, metadati riscritti artificialmente, incoerenze tra GPS e immagini, oppure impossibilità fisica del percorso. Il quinto dato riguarda il confronto tra orari GPS e durata effettiva. Nei dati disponibili viene distinta la durata ricavabile dagli orari GPS dalla durata ricavabile dal timestamp. Questa distinzione è utile, ma deve essere maneggiata con prudenza. Gli orari GPS indicano la collocazione temporale della telemetria disponibile. Il timestamp indica una progressione interna della registrazione o della traccia. La durata del contenitore indica la porzione audiovisiva effettivamente riproducibile. Questi tre piani possono non coincidere perfettamente, soprattutto quando si lavora su file trasferiti, esportati, copiati o derivati da un'applicazione. Il dato non va negato. Se il primo frame disponibile ha coordinate successive rispetto alla coordinata di inizio della registrazione, significa che tra il riferimento originario e la porzione disponibile esiste uno scarto. Ma lo scarto non è automaticamente frode. Può indicare porzione esportata, clip, avvio precedente della registrazione, dati GPS disponibili prima del frame riprodotto, oppure modalità di salvataggio del file. Anche qui, ciò che manca è il salto probatorio, dallo scarto tecnico alla falsificazione dolosa del contenuto. Il sesto dato riguarda il file 451. Qui la differenza dichiarata è pari a 2 minuti e 30 secondi. La coordinata iniziale si colloca in piazza Carlo Goldoni, il primo frame disponibile viene collocato in via Mazzini, all'altezza della fermata del bus numero 9, e il punto finale è presso il semaforo di piazza della Borsa. Questo dato può indicare che la porzione disponibile non mostri l'inizio dell'intera registrazione, ma proprio la progressione dei luoghi è coerente. Piazza Carlo Goldoni, via Mazzini, piazza della Borsa. Non emerge una rottura topografica, non emerge un salto verso un luogo impossibile, non emerge un'incongruenza fisica tra coordinate e percorso urbano. Il dato, quindi, può sostenere l'esistenza di una porzione non disponibile, ma non dimostra che il contenuto disponibile sia stato falsificato. Il settimo dato riguarda il file 456. Qui la differenza dichiarata è pari a 3 minuti e 59 secondi. Il punto iniziale si colloca in via Bonomea, Civico 188. Il primo frame disponibile viene collocato verso Strada Nuova per Opicina e via dei Campeggi. Il punto finale è l'area Campeggi. Anche in questo caso, la lettura corretta non è il video è falso, ma la porzione disponibile comincia dopo il riferimento iniziale della registrazione o della traccia. La sequenza però resta topograficamente coerente. Via Bonomea, Strada Nuova per Opicina, area Campeggi. Non vi è, sul piano dei dati grezzi, una frattura territoriale incompatibile con il percorso. Il dato diventa ancora più interessante se letto insieme al file 458. Tra la fine del file 456 e l'inizio del file 458 viene indicato un intervallo di 35 secondi. Il file 458 riparte dall'area Campeggi, in prossimità dell'imbocco del sentiero Carsico, passa per il parcheggio e termina verso via della Bellavista. La continuità geografica tra area Campeggi e imbocco del sentiero Carsico non dimostra un falso. Al contrario, è compatibile con una ripresa reale del passaggio dall'area di sosta al tratto Carsico. L'ottavo dato riguarda il peso complessivo dei file. 16,686 GB disponibili rispetto a 21,007 GB teorici o ricostruiti. Anche questo elemento isolatamente non prova una manipolazione fraudolenta. Il peso di un video dipende da durata, bitrate, codec, profilo di compressione, risoluzione, frame rate, complessità della scena, presenza di audio, presenza di tracce dati, modalità di esportazione e confezionamento del contenitore. Se la durata effettivamente disponibile è inferiore alla durata teorica o ricostruita, è normale che anche il peso complessivo sia inferiore. Il peso conferma una differenza quantitativa, non la natura fraudolenta della differenza. Il nono dato riguarda la temperatura della GoPro. La tabella delle temperature iniziali e finali mostra variazioni anche marcate tra un file e il successivo. Per esempio, tra alcune porzioni si osservano cali importanti in presenza di intervalli non trascurabili, come nel passaggio verso il file 453 o nel passaggio verso il file 455.
In altri casi si osservano incrementi, come nel passaggio tra il file 455 e il file 456. Tuttavia, l'assunto secondo cui la temperatura iniziale di un file dovrebbe seguire una progressione lineare rispetto alla temperatura finale del file precedente è fisicamente troppo semplificato. Una GoPro montata o usata durante un percorso in bicicletta non è un ambiente termico controllato. La temperatura del corpo macchina dipende da registrazione attiva o inattiva, spegnimento, riaccensione, vento, velocità, esposizione al sole, ombra, batteria, risoluzione, frame rate, display, dissipazione, posizione della camera, contatto con mani o supporti, intervallo trascorso e condizioni ambientali. Se tra due file vi è un intervallo di diversi minuti, oppure un trasferimento senza ripresa, oppure uno spegnimento, la temperatura può calare. Se il dispositivo riprende a registrare, la temperatura può risalire. Se il dispositivo è esposto al sole o protetto dal vento, può aumentare anche senza registrazione continua. Non esiste, quindi, una regola forense per cui la temperatura iniziale debba necessariamente essere inferiore o superiore a quella finale del file precedente, secondo un andamento unico e predeterminato. Il dato termico può essere un indizio da studiare, ma non può diventare prova di manipolazione senza un esperimento di controllo. Per attribuire valore forense alla temperatura bisognerebbe ripetere il percorso con una GoPro Hero 9 Black, stesso firmware, stessa microSD, stessa batteria, stessi parametri video, stessa modalità di accensione, stessi spegnimenti, stessa posizione della camera, stessa esposizione, stessa velocità, stessa temperatura esterna e stessa procedura di trasferimento tramite Quick. Senza questa replica, la temperatura resta compatibile con più spiegazioni tecniche ordinarie. Il 10° dato riguarda le coordinate GPS presenti solo in 9 filmati su 12. Anche questo non è anomalo in senso falsificatorio. Il GPS di una Action Cam può non essere disponibile in ogni file, può agganciarsi dopo l'avvio, può perdere precisione in area urbana, può risentire di edifici, vie strette, copertura arborea, posizione del dispositivo, orientamento, riaccensioni, pause e tempi di fix. Il dato realmente rilevante non è che il GPS manchi in alcuni punti, ma che, quando è disponibile, sia confrontabile con immagini, tragitto e progressione dei luoghi. Se i dati GPS disponibili sono coerenti con ciò che si vede e con la successione del percorso, essi non sostengono la tesi della costruzione artificiale, ma quella della compatibilità geografica. L'11° dato riguarda l'acquisizione da smartphone dopo passaggio tramite GoPro Quick. Questo elemento deve essere qualificato correttamente. Acquisire i file dalla galleria di un Samsung Galaxy S21 non equivale ad acquisirli direttamente dalla microSD della GoPro. Questo può incidere sulla catena di custodia, sulla qualificazione del file come originale primario, copia, esportazione o derivazione, ma non dimostra automaticamente alterazione del contenuto audiovisivo. GoPro Quick è un'applicazione ufficiale di gestione dei contenuti GoPro. Il suo utilizzo può spiegare la presenza di file derivati, attributi modificati, date di salvataggio, modalità di esportazione o porzioni disponibili. Non basta però a sostenere che le immagini siano false. L'analisi più solida, quindi, non deve negare che i file possano essere copie, esportazioni o porzioni. Deve negare il salto abusivo da copia o porzione a falso. Sono categorie diverse. Un file può non essere il camera original integrale e tuttavia rappresentare fedelmente ciò che mostra. Una clip può essere una porzione autentica di una registrazione più lunga. Una derivazione può essere tecnicamente diversa dal supporto originario, ma non per questo alterata nel contenuto. La manipolazione penalmente rilevante richiede un intervento idoneo a modificare il significato probatorio del documento. Il 12° dato riguarda la microSD svuotata o non più contenente i file originari. Anche qui il dato non va banalizzato. L'indisponibilità del supporto primario riduce la possibilità di verificare retrospettivamente i file camera original, calcolare hash originari, recuperare eventuali cancellazioni, leggere la struttura completa della memoria e confrontare direttamente il contenuto della scheda con i file acquisiti. Tuttavia, l'assenza del supporto primario non è prova positiva di falsificazione dei file disponibili. È una criticità di verificabilità, non una dimostrazione automatica di falso. In un'analisi processualmente corretta, la differenza è decisiva. Se manca la microSD, si può dire che la verifica integrale è più difficile.
Non si può dire solo per questo che i file siano manipolati. Per sostenere la manipolazione servirebbero indicatori positivi dentro i file disponibili. Ricodifica non spiegabile, discontinuità audio-video, metadati incompatibili, incoerenze tra coordinate e immagini, salti temporali impossibili, tracce di software di editing, fratture di stream, rotture nella sequenza dei frame o incompatibilità fisica del percorso. Nel materiale analizzato, invece, gli elementi grezzi permettono una diversa conclusione. La sequenza dei luoghi è leggibile, le lacune sono individuabili. I punti GPS disponibili seguono una progressione territoriale compatibile. I file mancanti si inseriscono in tratti spiegabili come trasferimenti o microintervalli. Le differenze di timestamp indicano al massimo porzioni non disponibili o file derivati, non falsificazione del contenuto. La riduzione di durata e peso è coerente con la presenza di porzioni mancanti o esportate. La temperatura non è un parametro forense autosufficiente. L'acquisizione da smartphone e l'uso di Quick spiegano una possibile derivazione tecnica, ma non una manipolazione fraudolenta. La conclusione tecnica, dunque, non deve essere formulata in modo ingenuo, dicendo che tutto è perfettamente nativo in senso assoluto. La conclusione più forte è un'altra. I dati grezzi non dimostrano una falsificazione del contenuto audiovisivo. Dimostrano semmai che il materiale disponibile deve essere qualificato con precisione, non necessariamente come supporto primario integrale, ma come sequenza audiovisiva disponibile, compatibile con un percorso reale e priva, allo stato, di indicatori tecnici sufficienti a provare un'alterazione fraudolenta. In altri termini, anche assumendo che alcuni file siano porzioni, esportazioni o derivazioni, ciò non equivale a dimostrare che siano stati manipolati nel contenuto. Anche assumendo che esistano segmenti non disponibili, ciò non dimostra che quei segmenti fossero rilevanti o dolosamente eliminati. Anche assumendo che il timestamp non parta da zero in determinati file, ciò non dimostra che le immagini successive siano false. Anche assumendo che vi siano differenze tra coordinate iniziali e primo frame disponibile, ciò non dimostra costruzione artificiale, soprattutto quando la progressione dei luoghi rimane coerente. Pertanto, sulla base dei dati grezzi esaminabili, l'ipotesi di manipolazione non raggiunge la soglia della dimostrazione informatico-forense. Essa resta una lettura possibile solo sul piano congetturale, ma non diventa prova tecnica autonoma, ripetibile e processualmente consolidabile. La valutazione conclusiva è la seguente. I filmati GoPro riferiti a Sebastiano Visintin presentano criticità di gestione, completezza e qualificazione tecnica, ma tali criticità non dimostrano una falsificazione del contenuto audiovisivo. I valori di durata, timestamp, GPS, temperatura, peso dei file, progressivi mancanti e acquisizione tramite smartphone sono compatibili con una gestione non primaria con copie, esportazioni, porzioni non disponibili e trasferimento tramite applicazione, ma non consentono di affermare che la sequenza sia stata costruita fraudolentemente. Conclusione finale. Allo stato degli elementi tecnici disponibili, non emerge una prova informatico-forense autonoma, oggettiva e ripetibile, che consenta di affermare che i filmati GoPro riferiti a Sebastiano Visintin siano stati manipolati nel loro contenuto audiovisivo. Le differenze riscontrate nei dati grezzi, durata complessiva, timestamp, coordinate GPS, temperatura, peso dei file, progressivi mancanti e modalità di acquisizione, possono incidere sulla qualificazione del materiale come copia, porzione, esportazione o derivazione, ma non dimostrano una falsificazione del contenuto rappresentato. In assenza di indicatori strutturali convergenti di ricodifica fraudolenta, alterazione dei flussi audio-video, incongruenze insanabili tra immagini e coordinate, timestamp tecnicamente impossibili o incompatibilità fisiche del percorso, l'ipotesi della manipolazione resta tecnicamente indimostrata. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.